Con Roberto Rigoli, direttore della microbiologia dell'ospedale di Treviso. I test rapidi e i test antigenici sono una sua invenzione. Che vantaggi hanno portato alla popolazione e soprattutto a tutte le microbiologie del Veneto? In realtà non è una mia invenzione, ma noi ci siamo adoperati per testare e forse migliorare le performance del test. Questo test ci ha cambiato la vita perché siamo riusciti a mantenere e rafforzare la biologia molecolare e contemporaneamente allargare i test e aggiungere gli antigenici, aumentando la potenzialità di screening in Veneto. Prevede una nuova evoluzione di questi test? A cosa state lavorando? Questi test sono importanti perché danno una risposta nel giro di pochi minuti. Questo ci consente di identificare immediatamente il soggetto positivo. Immaginatevi quando noi facciamo lo screening all'interno del personale, dei reparti, farlo frequentemente vuol dire riuscire a identificare l'eventuale positivo e isolarlo subito. La biologia molecolare richiede ore, ma se i volumi sono elevati, come vediamo in altre regioni, richiede giorni e quindi mette a rischio l'organizzazione, perché se c'è un positivo e rimane a lavorare per 3 giorni, è chiaro che infetta. Ecco diciamo così, la ragione della validità del test, dell'utilizzo. La tecnologia va avanti, è chiaro che non si ferma. Noi stiamo provando, questa non è più uno studio, è un'officina, stiamo provando tutti i test che arrivano da tutto il mondo e non ultimo il test rapido, che è quello che consentirà di distinguere il Covid-19 dall'influenza A e B. Qual è il suo rapporto con la Regione Veneto e quanto importante è la stretta collaborazione tra la parte politica e la parte medica in questa emergenza? Ma io mi definisco un po' l'operaio della microbiologia perché lavoro come lavorano tutti i miei colleghi delle 14 microbiologie del Veneto. C'è una rete fortissima di microbiologi in Veneto e questa è la forza. E la forza è anche il collegamento che abbiamo con la parte dell'igiene pubblica, con la dottoressa Russo che coordina il tutto e anche con i clinici. Quindi questa è la forza del Veneto. Direi che se superiamo un'altra volta questa ondata, la forza è data proprio dalla squadra. Secondo lei c'è una differenza tra questa ondata e quella di marzo? Vi sono alcune differenze che le vediamo anche clinicamente. Io ho la fortuna di dirigere un dipartimento che non è solo rappresentato da servizi di diagnostica, ma dentro il dipartimento che coordino c'è malattie infettive e pneumologia, quindi ho il contatto diretto e vedo che questa volta abbiamo una grossa circolazione del virus, un grosso afflusso di pazienti che vengono ricoverati, ma il tempo di degenza si è ridotto. In altre parole abbiamo un notevole afflusso, però diciamo che i pazienti se la cavano un po' più rapidamente che in passato. E si parla di un lockdown anche probabilmente a Natale. Lei cosa ne pensa di questo e che consigli dà ai cittadini? Cosa bisogna fare? Ma guardi, io non sono un epidemiologo, sono un cacciamicrobi, per cui il mio lavoro è quello di fare test e di entrare nell'organizzazione diagnostica. Io spero che non ci sia questo lockdown, spero che tutti quanti noi si faccia squadra, ma si faccia squadra vuol dire non solo noi operatori sanitari, clinici, microbiologi e gli altri sanitari, ma anche con la popolazione. Noi dobbiamo fare squadra perché squadra vuol dire non andare al lockdown, vuol dire che la popolazione deve fare la sua parte, noi facciamo la nostra e la popolazione fa la sua parte. L'ha fatta in maniera ottimale in passato, sono convinto che la faranno benissimo anche nei prossimi giorni e credo che tutti insieme si possa superare questo momento. Far squadra significa anche però dare delle linee guida chiare e dare ai cittadini un esempio chiaro da seguire tutti insieme. Sì, questa riflessione che lei ha fatto è giusta.
e induce ad avere tutti un atteggiamento di sinergia, ma non solo tra noi sanitari e la popolazione che deve seguire le indicazioni che vengono date, ma deve esserci anche una sinergia tra noi operatori sanitari, tra noi microbiologi, virologi, perché la guerra tra le varie figure professionali ci si può avere delle opinioni diverse, ma vanno confrontate, bisogna sedersi a tavolino e in maniera costruttiva venirne fuori, perché altrimenti l'unico attore che ne esce vincitore è il virus. Quindi dobbiamo fare squadra perché ricordiamoci che quello è il nostro nemico, nessun altro.